Daydream, anticipazioni domenica 6 dicembre. Sanem, scoperta a letto con Jeanne da Pauline. A casa Sanem convince Mekibe che debba andare ad Agva per 2 giorni, per motivi di lavoro. Leila cerca di sviare la curiosità della madre chiedendole come stia andando la vendita del biologico. In camera poi Leila consiglia a Sanem sugli abiti da portare con sé e le racconta del discorso fattole da Emirre. Aggiunge che ama Osman ed è felice e serena con lui. In seguito arriva Jan e vorrebbe condividere i suoi problemi d'amore, anche perché è innervosita poco prima da Zebejet. A casa di Ivit, Yuma cerca di sapere dove stia andando Jeanne, ma lui glissa il discorso e Mirre le fornisce un indirizzo falso. Le dice che il fratello va a Sapanca, ma lei non può andare con lui. Mentre Jeanne parte in auto, Sanem raggiunge Agva con il taxi. Inizialmente lei cerca di non farsi vedere, tra varie divertenti peripezie, ma poi l'incontro con Jeanne è inevitabile. Jeanne è irritato della cosa e Sanem sostiene che sia una coincidenza, ma lui non le crede neanche un po'. Così la ragazza gli dice di essere lì per partecipare a un seminario. Lui avverte che vuole stare da solo e pensare. Lei aggiunge che qualsiasi cosa abbia fatto, l'ha fatto per amore. In ufficio intanto Leila racconta tutto a JJ, ma lo obbliga a mantenere il segreto. Arriva la signora Yuma e fa domande sul bilancio, poi la chiama Pauline che le dice che l'indirizzo è sbagliato perché in hotel Jean non c'è. Pauline vorrebbe tornare a Istanbul, ma Yuma le dice di aspettare, che cercherà di trovare l'indirizzo esatto. Jeanne e Sanem si incontrano nel vialetto e parlano dei servizi offerti dall'hotel. Sanem invita Jeanne a partecipare al seminario, ma lui non vuole. Allora Sanem gli chiede perché ha tanta paura di perdonarla. Intanto Yuma chiede a Mirre perché le abbia dato un'informazione sbagliata sul luogo dove si trova Jeanne e Mirre le dice che forse Jeanne non vuole che qualcuno lo sappia. Yuma è nervosa e maltratta pure Leila, così Mirre le chiede scusa per il comportamento della madre. Alla fine Jeanne segue Sanem nel parco a fare yoga. I due si siedono vicino, parlano tra loro e si dicono che sono di nuovo amici. Durante la seduta Sanem non permette a nessuna ragazza di avvicinarsi a Jeanne e lui la lascia fare compiaciuto, contento che lei continui ad abbracciarlo. Poi la gira verso di sé e stanno a lungo con i visi molto vicini. È innegabile la chimica che c'è tra i due. Sanem e Jeanne sono ancora fuori città. Sanem, durante la lezione di yoga, fa alcune domande al maestro, dicendo che sta chiedendo consigli per una sua amica. Vuole sapere come riuscire a non perdere qualcuno. Così Jeanne interviene irritato, tirando fuori il discorso delle bugie. Il maestro suggerisce di parlare per risolvere i problemi. Sanem aggiunge che lui non parla ma urla. Il maestro fa alzare tutti in piedi e poi li invita a gettarsi indietro sul proprio partner. Jeanne trattiene Sanem e non la fa cadere. Lei gli dice che sapeva che l'avrebbe presa perché si fida di lui. Intanto Uma si serve di JJ, riuscendo a farsi rivelare dove si è rifugiato Jeanne. Gli intima poi di scrivere immediatamente l'indirizzo, pena il licenziamento. Scende la sera e Jeanne e Sanem si incontrano per caso nell'ambiente comune. Lui è ammaliato dalla bellezza di lei e continua a guardarla. Jeanne non vorrebbe, ma il maestro sente la chimica tra i due e consiglia loro di sedersi allo stesso tavolo per la cena. Una volta seduti, complice l'atmosfera apprezzata da entrambi, Sanem condivide con Jeanne il suo sogno d'infanzia, quando sognava di essere una principessa e di ballare con un principe. Aggiunge di aver capito che in realtà i principi non sono così. Inizia la cena, Jeanne e Sanem continuano la conversazione ed entrambi apprezzano il cibo. Poi interviene nuovamente il maestro, contento di vederli parlare, ma desideroso che ballino insieme. Così gli dice che se proprio non vuole ballare con Sanem troverà qualcun altro. Allora Jeanne accetta. Il maestro suggerisce di chiudere gli occhi e di lasciarsi andare alla musica. I due lo fanno, ma poi Jeanne si risveglia come da un sogno e dicendo di essere stanco le dice che andrà a riposare. Per questo lui si trova lì. Sanem va in camera a letto, ma il riscaldamento non va e lei ha freddo. Allora si reca alla reception e cerca di risolvere il problema, ma l'addetto alle riparazioni arriverà il giorno successivo. Jeanne allora nei paraggi proprio in quel momento dice che possono scambiarsi di stanza. Alla fine Sanem va nella stanza di Jeanne che la fa accomodare sul divano. Mentre lui sta nel letto matrimoniale, Sanem si lamenta di questo, mentre Jeanne legge un libro.
I due discutono e alla fine, dopo che minaccia più volte di andarsene, Sanem si mette a dormire nello stesso letto, sebbene uno da una parte e uno dall'altra. La coperta però non è abbastanza per entrambi e i due se la contengono nel dormiveglia. L'indomani Jeanne e Sanem si risvegliano abbracciati e si danno il buongiorno, giocando teneramente con i loro nasi. Ma suonano alla porta e arriva inopportuna Pauline a rompere l'idillio. Jeanne le chiede cosa stia facendo lì. Lei gli dice che ha saputo da sua madre dove si trovava e che deve parlargli. Poco dopo tutti e tre partecipano alla lezione di yoga. Il maestro è infatti d'accordo su far partecipare anche Pauline. Alla fine le due finiscono con litigare. Poi Jeanne e Pauline condividono il pranzo. Lei gli dice di non riconoscerlo più e che è cambiato molto. Ma arriva Sanem e li interrompe, sedendosi al tavolo e prendendo un po' di cibo da entrambi. Prima di salutarla, Jeanne dice a Pauline che penserà alla sua proposta, ma Sanem è molto soddisfatta di vederla andare via. Jeanne poi obbliga Sanem a fare il viaggio di ritorno con lui. Durante il viaggio di ritorno, Jeanne coccola Sanem, le accarezza la testa e le prende la mano. Ma non appena arrivati, Jeanne comunica a Sanem di aver preso una decisione importante. Accetterà la proposta di Pauline. Sanem è sconvolta, ma è determinata a dirgli qualcosa. Delusa, gli fa presente che lei ha fatto molti errori per non perderlo. Ha combattuto per lui, ma ora ha rinunciato. Lui sta scappando da tutto e visto che lui ha deciso così, lei non può impedirgli di andarsene. Dunque lo saluta, è stanca di correre dietro a qualcuno che non la vuole. In ufficio poco dopo Sanem comunica a Leila e JJ di lasciare l'agenzia perché non riuscirebbe a stare in un luogo che le ricorda Jeanne mentre lui non c'è. Sanem, molto determinata, riesce a scrivere le sue dimissioni e JJ prova invano a impedirle di consegnarle a Deren, che comunque non vuole firmarle. Intanto Yuma sente tutto e telefona a Pauline, anticipandole soddisfatta che Jeanne accetterà la sua proposta. Sanem va nell'ufficio di Emirre e consegna le sue dimissioni. Gli dice che ha provato a far pace con Jeanne, ma inutilmente. Emirre non vuole, ma Sanem è determinata. Lui è comunque convinto che Jeanne si mentirà e la chiamerà. Sanem torna nell'area comune e raccoglie le sue cose. Tutti la osservano in silenzio e con le lacrime agli occhi, compresa Deren che alla fine l'abbraccia. JJ le regala il suo pupazzo per parlare con lui quando sarà annoiata. Sanem dice che vuole tanto bene a tutti. Yuma si avvicina e le dice che sapeva che sarebbe andata a finire così. Questo accade quando si mescolano lavoro e vita privata. Sanem va sulla banchina del porticciolo e piange da sola. Si dice che se l'avesse amata veramente l'avrebbe sicuramente perdonata. Poi, mentre se ne va e chiama il taxi, viene investita da un'auto. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!